Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi vorrei parlare di un argomento molto attuale che è l'associazione tra l'utilizzo degli acidi grassi poliinsaturi omega 3, i cosiddetti integratori di oli di pesce, e il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Trovate altri video informativi e divulgativi come questo sui miei profili social Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Gli omega 3 sono degli acidi grassi poliinsaturi che sono presenti in moltissimi alimenti, tra cui soprattutto nel pesce, nei crostacei, ma anche nelle mandorle, nelle noci, nei semi di lino e in diversi oli vegetali. Questi acidi grassi sono stati studiati molto negli ultimi decenni e hanno dimostrato di abbassare i livelli di trigliceridi e in parte anche del colesterolo nel sangue e quindi di avere effetti benefici sul cuore e sulla salute. Si è visto inoltre che risultati ottimali nell'abbassamento dei trigliceridi si avevano per dosaggi molto elevati di questi acidi grassi, dosaggi che è difficile raggiungere soltanto con l'alimentazione. Dunque sono stati creati degli integratori dove sono stati concentrati questi acidi grassi. Degli ulteriori studi pubblicati recentemente hanno però dimostrato che l'utilizzo in quantità e dosaggi elevate di omega 3 può aumentare il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è l'aritmia più diffusa nei paesi occidentali. È un'aritmia che causa palpitazioni, cioè il cuore che batte improvvisamente senza motivo, può dar luogo anche a delle presincopi, cioè delle sensazioni di stare per svenire, fino allo svenimento vero e proprio, e può causare anche affanno sotto sforzo, cioè la dispnea da sforzo. Questa aritmia può anche essere asintomatica o paucisintomatica, cioè avere degli scarsi sintomi, quindi è importante sapere quali sono i sintomi in modo da poterli riconoscere precocemente. Ho trattato nel dettaglio la fibrillazione atriale in un video e degli articoli presenti sui miei canali social che vi invito a visualizzare. Ma cosa cambia alla luce delle nuove indicazioni e delle nuove scoperte fatte da queste ricerche sugli omega 3 e la fibrillazione atriale? Prima di tutto cominciamo con il dire che assolutamente non sono banditi gli omega 3, perché i vantaggi sulla riduzione dei trigliceridi resta comunque confermata, quindi dei benefici vengono apportati da questi integratori. Devono essere utilizzati con cautela e sotto il controllo medico. Devono essere utilizzati solo nei casi necessari. I casi necessari sono quelli dove non si riescono ad abbassare i valori di trigliceridi nonostante, prima di tutto, una dieta equilibrata con frutta, verdura e pesce azzurro. E l'altra cosa molto importante è l'attività fisica, che deve essere fatta con costanza giornalmente, almeno una mezz'ora al giorno. Nei casi in cui dovessero restare alti i valori di trigliceridi nonostante queste accortezze, possono essere utilizzati gli integratori omega 3, ma questi devono essere fatti sotto il controllo medico. Le persone che le assumono devono essere edotte e informate della sintomatologia che possono avvertire e in tal caso devono riferirsi subito al medico. La sintomatologia principale, come detto, è il cardiopalmo, cioè la palpitazione. Possono essere valutati caso per caso degli elettrocardiogrammi di controllo e nei casi dove c'è il sospetto andare a fare degli Holter ECG di 24-48 ore in base alla valutazione medica. L'indicazione attuale degli organi di controllo è quella di sospendere gli omega 3 solo nei casi in cui non si aveva mai avuto prima questa aritmia, la fibrillazione atriale, e questa dovesse insorgere durante il trattamento con gli omega 3. Come già accennato, non deve esserci nessun allarmismo. Gli omega 3 conservano i risultati positivi che hanno avuto sull'abbassamento dei trigliceridi,
ora va soltanto controllato con più attenzione l'aspetto aritmologico. L'invito è sempre di non fare da sé né sull'inizio dell'utilizzo di tali integratori né tantomeno sulla sospensione, ma di riferirsi sempre al proprio medico di fiducia che saprà valutare caso per caso. Ricapitolando, gli omega 3 sono degli integratori che hanno dimostrato di abbassare i livelli di trigliceridi nel nostro sangue e quindi possono avere effetti benefici sulla nostra salute. Recenti studi hanno però dimostrato che questi integratori in dosaggi elevati possono aumentare il rischio di sviluppare un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale. Questo non vuol dire che chi sta assumendo questi integratori debba assolutamente interromperne l'utilizzo, bensì questi integratori devono essere utilizzati sotto il controllo medico e chi li assume deve essere informato sui possibili sintomi che può sviluppare in modo da poterli riferire al proprio medico. Ricordiamo che il primo gradino, la prima indicazione per ridurre i trigliceridi nel nostro sangue è l'attività fisica che deve essere fatta in maniera regolare tutti i giorni, almeno una mezz'oretta di attività aerobica, va bene anche una camminata veloce. L'altra indicazione è quella di ridurre l'apporto di grassi e di avere una dieta equilibrata e mediterranea. Il consumo di alimenti che contengono omega 3, in particolare il pesce, i crostacei, le mandorle, le noci, i semi di lino, di girasole, gli oli vegetali, non devono assolutamente essere banditi perché il dosaggio presente all'interno di questi alimenti degli omega 3 è molto lontano da quelli studiati e che possono dare un aumento del rischio di fibrillazione atriale. In particolare il pesce, oltre agli omega 3, contiene vitamina D, calcio, selenio, iodio ed altri alimenti che sono molto importanti per la nostra salute. Se vi è piaciuto questo video, cliccate su mi piace e condividetelo per una più ampia diffusione. Seguitemi sulle mie pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e sul mio blog che trovate nella descrizione di questo video. Grazie e buona salute a tutti!